Una settimana fa sono arrivati a Mestre a Stazione Centrale perché partiti un po' di prima da Ucraina, perché abitiamo proprio a zona dove vicino Kiev, diciamo. Chi parla è Alessandro Lisak, 56 anni, con il fratello Misha, 29 anni, disabile al 100%, racconta la fuga dall'inferno di Kiev grazie ad un amico di Mestre che con un furgone li ha raggiunti al confine tra la Polonia e l'Ucraina per portarli a Mestre dopo aver percorso più di 3.000 chilometri. Io ho lavorato qua in Italia a Mestre tanti anni, mio fratello è disabile, già 29 anni in queste situazioni e sempre occupavano mamma. Adesso mamma quando è morta io ho dovuto lasciare l'Italia per tornare a casa per occupare il mio fratello. Lo sguardo carico di commozione, la voce strozzata da lacrime trattenute a stento, ma solo per un po'. Quando è successa questa guerra, questo disastro che ha creato, noi- se io posso muovere, posso scappare da qualche parte quando bombardavano, quando questi aerei sparavano sulla testa, lui non si può muovere. Qui in Veneto è a casa, dice, chiedendo un lavoro che gli permetta però di accudire il fratello. Certo io volevo tornare, però io non posso abbandonare il fratello se troviamo qualche possibilità per sistemare lui. Io vado a lavorare per piacere perché io quanti anni? 14 anni ho lavorato in Italia. Alessandro e Misha fanno parte dei 45 rifugiati ucraini al momento ospitati all'ospedale di comunità di Noale, ora anche hub, tra gli avamposti della solidarietà nel nostro territorio. Voi sapete che le persone che arrivano qui sono in transito, quindi nel momento in cui arrivano vengono registrate dai volontari della GESI o della Protezione Civile, dopodiché vengono, a mo' di albergo allocate all'interno delle stanze che sono disponibili e libere. 280 ad oggi le persone transitate nel centro di accoglienza di Noale per un totale di 120 posti letto. Si fermano di media fino a un massimo di 5-6 giorni, quindi se decidono di restare vengono trasferiti in alloggi definitivi.